oggi lanciamo l'ennesimo grido d'allarme sulla situazione della non autosufficienza in Veneto. Lo lanciamo perché dico ennesimo perché non è la prima volta. Ormai da 8 anni siamo in attesa di una riforma delle IPA e di un incremento del fondo della non autosufficienza a favore di quei 32.000, dico 32.000 anziani che sono ospitati nelle case di riposo, centri servizi pubblici e privati. Quindi ce ne sono almeno 8.000 che non hanno nemmeno il contributo e si pagano la retta intera. Ora, quanto costa una retta intera? Dai 2.400 euro al mese in su. Dato per capire. Quindi, se non hai l'impegnativa e hai un familiare in casa di riposo, devi tirare fuori 2.400 euro al mese. 2005, 2006, 2007, 2008. Se hai l'impegnativa, ebbene, quell'impegnativa è sostanzialmente la stessa di 10 anni fa. Ma la retta non è rimasta la stessa di 10 anni fa, è cresciuta. E quindi abbiamo scritto poi, Zaia sta facendo pagare una tassa occulta, nel senso che le famiglie rispetto a 10 anni fa, anche se hanno l'impegnativa, stanno tirando fuori quei 300 euro, una tassa che complessivamente vale dai 90 milioni in su. Allora, questa situazione è insostenibile, lo è per le famiglie, lo è anche per coloro che hanno la responsabilità di gestire questi servizi, sempre più in difficoltà, e conosciamo i trend demografici, siamo una regione, ahimè, dove calano drasticamente le nascite, la popolazione invecchia, abbiamo un'età media anche più lunga di altre regioni, ma questo ci mette sull'avviso che se non affrontiamo questo tema, e ripeto, da 10 anni chiediamo di affrontarlo senza aver avuto una risposta, la situazione diventa drammatica. Ringrazio i consiglieri regionali, tutti schierati, nel senso che per noi è un punto di discrimine fortissimo, cioè pensiamo che la qualità di vita delle nostre famiglie dipenda da alcuni servizi che possano essere offerti o non offerti all'utenza. Ridivento concreto perché il tema lo conosco molto bene anche da sindaco. Se 10 anni fa un altro confronto e che va ancora più nel dettaglio a spiegare quello che il capogruppo Stefano Fracasso diceva, io ricordo che 10 anni fa si parlava di 50 euro giorno in genere a carico della famiglia per la quota di rilievo alberghiero, perché l'ospite, il familiare fosse accudito, gli fosse dato da mangiare in casa di riposo, e 50, anche se sappiamo, poi Claudio lo spiegherà bene, ci sono 2 quote di rilievo sanitario, che sono le famose impegnative, di cui manca un grandissimo plafond, erano sempre più o meno 50. Adesso ci troviamo nella condizione che la quota di rilievo alberghiero, per tutta una serie di motivi, è andata verso i 55, 56, 57, se ci sono gli ulteriori 50. Se non ci sono i 50, si finisce a 80 euro al giorno. E i conti vengono fuori, sono gli 8 per 3, 8, 16, 24, 2.400 euro al mese. Se a questo ci aggiungiamo che la curva demografica, quindi la lettura sociologica che la politica dovrebbe saper fare nei prossimi 10 anni, ma il problema ce l'abbiamo già adesso, è che aumenta l'aspettativa di vita, aumentano le persone oltre una certa età, con però patologie significative, che quindi devono essere accudite e non sempre possono essere accudite in famiglia. Ne ricaviamo una lettura del fenomeno che è assolutamente sottostimato dalla politica regionale e su cui bisogna intervenire con forza. Questo è qualcosa di cui, se non ci occupiamo, ci travolgerà di qui a qualche anno. Ci travolgerà.
rispetto a un'ulteriore chiosa che è quella della riforma delle IPAB, mai portata veramente a compimento, e che ha anche questo in maniera sottostante un altro livello di attenzione che deve essere mantenuto in maniera fermissima, che è quello di alcune discrasie nel rapporto tra le IPAB pubbliche e le istituzioni private, che svolgono una funzione lodevolissima, ma ci mancherebbe che non ci fossero, perché altrimenti mancherebbero ancora meno posti letto. Ma chiudo dicendo ad esempio un caso specifico: se in una casa, una IPAB pubblica, un operatore è in maternità, l'IPAB pubblica deve pagarsi la sostituzione prevista dallo standard e la contribuzione regionale è molto limitata. È una questione di costo dei dipendenti e anche di tasse, è vero che pagano di più? Ad esempio di queste specificità, che la maternità non è sostituibile con una dotazione pubblica, mentre il privato, con le regole del privato, è coperto dall'INPS. Capite che ne diventa una sperequazione dei rapporti tra le due istituzioni molto significativo. E poi la Regione Veneto è l'unica che deve ancora fare la riforma dell'IPAB, che doveva essere attivata dal 2001. Non vi sto qui a raccontare i tentativi, va bene? Non facendo la riforma è chiaro che arrivi a questi risultati. Cioè il costo della mancata riforma lo pagano le famiglie e quelle che sono a stato di necessità, di fragilità. Se tu vuoi aumentare il numero delle impegnative, se tu vuoi ridurre l'IRAP, devi fare un investimento. Tu dal 2000, la legge 328 prevede di fare la riforma, le altre regioni l'hanno fatta, noi l'abbiamo fatta, e la riforma cosa dice? O diventa azienda pubblica di servizio alla persona oppure fondazione di diritto privato. Noi siamo al palo e queste non decisioni portano a queste possiamo dire che la mancata riforma costa alle famiglie, diciamo, più deboli, certo, in questo caso 100 milioni di euro all'anno. È la tassa che una mezza tassa occulta. E manderemo a tutti gli amministratori di tutti i comuni una bozza di ordine del giorno da approvare in consiglio comunale. L'avete all'interno della cartellina, dove chiediamo che ci sia l'adeguamento della cosiddetta quota sanitaria, che avete capito è ferma dal 2009 a 50 euro, e anche il numero delle impegnative è fermo a 24.000 e qualcosa, alla fine sono quasi 25.000, perché il dato è più o meno questo, aggiungendo. Quindi siamo fermi dal 2009-2010, da quando arriva Zaia si è bloccato tutto, e il costo della casa di riposo invece aumenta, perché aumenta il costo del personale, aumenta il costo dei servizi, aumenta l'intensità di cura, che è sempre più sanitaria. Guardate quanto costa, è quello che pubblicitano loro, no? La retta quotidiana per non autosufficienti. Guardate il bonora, l'ultimo, 63,50 euro al giorno, vuol dire 1968 euro al mese. Con impegnativa. Con l'impegnativa. Con l'impegnativa. Sì. Ospite non sufficiente in regime di accoglimento definitivo temporaneo, titolare di impegnativa di residenzialità, e 50 euro al giorno. Quanto chiedono? 63,50. Vedete via Beato Pellegrino, Lira, 60, Costanza Singola, 65,23. Allora ci sono 194.000 persone, questo è il dato del 2015, ci sono 194.000 persone che sono non autosufficienti, dati della relazione sociosanitaria del 2016 sul 2015, e circa appunto 35.000 che vanno in casa di riposo, perché chiaramente sono 32.000 i posti, però si liberano durante l'anno. 194.000 veneti al 2015 non autosufficienti, di cui 25.000 hanno un'impegnativa e gli altri no. Esatto. Ecco, guardate l'aumento invece del fondo sanitario regionale, da 7 miliardi 712 a 8 miliardi 670, ma avete capito che è preventivo, cioè 1 miliardo in più. Ma scusa, hai ricevuto 1 miliardo in più sostanzialmente e l'aumento è di 11 milioni.
E perché 11 milioni? Perché è entrato l'Alzheimer, perché è entrato qualche diversificazione, ma in realtà la quota è sempre rimasta in 50. Quindi si vede un piccolo aumento perché c'è stato qualche impegnativa in più, ma dell'ordine delle decine, e poi sono arrivati qualche soldo per quelli dell'Alzheimer. Ma c'è stato un aumento di 1 miliardo dal 2010 di stanziamento a livello fondo della sanità. Traduco il fabbisogno finanziario per adeguare le quote è intorno ai 10 milioni all'anno. E parliamo di un adeguamento di 10 euro sulla quota sanitaria, 10, 11, 12 milioni all'anno. Che è quello che è successo nel 2007, 2008, Questo 2009. Questo sarebbe l'impegno da affrontare in termini finanziari. Poi c'è la riforma. Una delle motivazioni per cui si sta arrivando a questo effetto è perché il piano sociosanitario, ormai scaduto e ancora in proroga, insomma, prevedeva lo spostamento dell'asse dei servizi dall'ospedale al territorio con gli ospedali di comunità che dovevano dare una risposta risolutiva. In realtà, siccome non sono stati realizzati, tutte quelle situazioni di non autosufficienza, magari anche temporanea a seguito di interventi, eccetera, eccetera, o vanno a domicilio in maniera impropria o vanno a finire nelle strutture come non autosufficienti, quindi ad aggravare ulteriormente la situazione, nel